Io sono per i giovani, cioè secondo me fa parte un po' di un'antica e superata mentalità anche delle direzioni sportive, che sento sempre dire: ah, ma quello bisogna mandarlo a giocare in Serie C, si deve fare le ossa, ah, ma quello deve giocare sempre in Serie B per un anno perché se... Ma dico, scusa, ma cavolo, o lo vendiamo o lo facciamo giocare con noi, perché se uno è un 99 o un 2000, che devo aspettare? Che c'ha 28 anni per farlo giocare? Cioè, o tu mi devi dire, è idoneo, è capace per fare il gioco che vuol fare Spalletti o che vuol fare un altro allenatore o no? Veda, mi dicono sempre, mi accusano, dice tu non vuoi vincere lo scudetto. No, io voglio vincere lo scudetto, ma i miei capelli bianchi mi dicono che alla lotteria, dove partecipano in tanti, è difficile vincere lo scudetto. Quest'anno l'avremmo potuto vincere. Quest'anno l'avremmo potuto vincere. Però io quando ho iniziato ho detto, signori, priorità assoluta. La priorità assoluta è il campionato per arrivare tra i primi 4, perché devo rientrare in Champions. Comunque il Milan è primo in classifica con una squadra molto giovane, questo per darle ragione quando dice che l'equazione esperienza, competitività non regge. E io delle volte mi diverto a parlare con Maldini, che è una persona squisita, una persona di grande livello, di grande competenza ed è educatissima, cosa che trovo raro io nel mondo del calcio. Poi veda, io avevo firmato con Ibrahimovic e trovammo un accordo e facemmo l'accordo. Però dopo 2 settimane ci fu l'esonero di Ancelotti e arrivò Gattuso. E Gattuso, preoccupato che probabilmente il suo lavoro, forse, immagino, forse no, potesse essere condizionabile o condizionato da una presenza importante come quella di Ibrahimovic, Presidente, la prego, lei ha scelto me, si fidi di me, non abbiamo bisogno di Ibrahimovic. Io chiamai il buon Mino Raiola e gli dissi: Mino, senti, non so come dirtelo, ma quell'accordo che abbiamo fatto, Maure, non c'è problema, io lo porto al Milan, non c'è problema. Mi ha fatto venire in mente il GGG, il grande gigante gentile. Lei ne ha qua di giganti, Koulibaly, Osimhen. Sì. Sarà costretto a cedere qualche pezzo pregiato da rosa per rientrare di quei 220 milioni di cui parlava, di parte di quei 220 milioni di cui parlava? Guardi, vediamo un attimo, perché a parlare sono tutti buoni. Poi, per citare il Viperetta che dice mettere denaro, vedere cammello, anche lo titolo dice. Anche lo titolo. Ma sono tutti e due molto coloriti. Il Napoli sta su altri livelli, il Napoli spendeva il doppio dell'Atalanta già 6 anni fa, quindi voglio dire, il Milan potrebbe essere un giusto riferimento, ma voglio dire, il giusto riferimento poi non è il monte ingaggi. Il giusto riferimento è la qualità dei calciatori che in relazione alla loro età, perché veda, io molto spesso mi sono sentito dire: e che prendi uno che viene da questa squadra? Perché, scusami, ma che stai dicendo? Io sto valutando le qualità umane, morali, culturali e tecniche di una persona che fa questo mestiere. Intanto ne avete preso uno che non so se sarà più l'incubo dei telecronisti o delle difese avversarie. Credo di entrambi. Sì, che è molto complicato da pronunciare. Forse anche da marcare però. Chiudo chiedendole se Bari può diventare la sua nuova Napoli. Bari ha un popolo straordinario. Bari se ne sta interessando non il signor Aurelio De Laurentiis, ma il signor Luigi De Laurentiis, che è mio figlio, ha fatto un ottimo lavoro. Bari non può, c'è una legge, un regolamento, che non è una legge, è un regolamento che ha fatto la Federcalcio, sul quale io non sono assolutamente d'accordo. Pensi che la UEFA permette a un figlio e a un padre di avere 2 club che partecipano alle coppe europee. Se continuerà a esistere
questa autoritaria più che autorevole decisione di Gravina, perché l'ha fatto lui di testa sua, e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto, ce ne faremo una ragione e sarà venduto. Ci metteremo tutta la nostra capacità per portarlo in A dove merita di essere, perché ha 1.200.000 tifosi e ci sono molte altre società che operano in Serie A che non hanno 1.200.000 tifosi. Se lei vede la parcella delle presenze nello Stadio Reale, è l'ottava squadra italiana. L'ottava squadra italiana.